Eccoci nuovamente in studio, continuiamo a parlare di Mittelfest e in particolare adesso ci concentriamo, come annunciato, sulla collaborazione tra Mittelfest e ARLEF, l'Agenzia regionale per la lingua friulana. E allora accanto al presidente di Mittelfest Corciulo ci ha raggiunto Eros Cisilino, che ringrazio e saluto, grazie per essere qui con noi, appunto presidente di ARLEF. Io direi che il modo migliore di parlare della collaborazione tra Mittelfest e ARLEF è partire da quello che è il risultato di questa collaborazione. Quindi facciamo un passo indietro, torniamo all'edizione 2019 del festival e vediamo un estratto di quello che è stato l'evento di chiusura. Maraveis in Sprese, meraviglie socchiuse, un omaggio alla musica e all'arte del Friuli dal XVI secolo ad oggi. Allora, vediamo un estratto dello spettacolo e poi ne parliamo insieme con gli ospiti. E allora eccoci di nuovo in studio. Non è mai facile rendere in televisione l'emozione di uno spettacolo che va gustato, vissuto e assaporato dal vivo, ma sicuramente chi c'era, chi ha assistito a quello spettacolo ricorda molto bene l'emozione che ha suscitato. Presidente Cisilino, è stato veramente un grandissimo evento, grande emozione anche dei diretti protagonisti che insomma sono stati protagonisti di una performance veramente degna dei più grandi professionisti. Questo è vero, ci siamo sentiti al centro dell'attenzione come ARLEF e qui ringrazio il Mittelfest che ci ha voluto coinvolgere, abbiamo avuto questa grande collaborazione ma questa grande sinergia, credo che per la lingua friulana sia di fondamentale importanza, per cui presentarsi anche in un palcoscenico come Cividale, che è al centro della cultura friulana ma anche mitteleuropea, è stato qualcosa di veramente importante. Ed arrivare lì con queste professionalità che non hanno commesso un errore in tutta la serata, direi che è qualcosa di eccezionale. Poi tra l'altro lo spettacolo è stato veramente importante sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista di immagini, coreografia, direzione artistica, insomma è stato veramente coinvolgente anche nella realizzazione nei mesi precedenti. Vogliamo ricordare allora chi sono stati i protagonisti di questo evento, di questo spettacolo?
Beh, noi abbiamo visto prima dalle immagini i filarmonici friulani che sono dati veramente da fare, sono riusciti in breve tempo anche ad interpretare con grande professionalità queste musiche che partono insomma dall'inno del Friuli e poi si sono snodate verso tutti i tempi insomma, della storia che abbiamo citato prima, quindi sono passate da Jacopo Tomadini, abbiamo sentito Gon ad esempio che ha interpretato Mainerio, che si richiamerà anche quest'anno, e poi per finire anche con Plenizio, che insomma è un autore che è contemporaneo e che ha una grande capacità di espressione anche oltremare, insomma. Filarmonici friulani diretti da Walter Temel, quindi abbiamo detto una esibizione davvero importante che è stata impreziosita, l'abbiamo visto nelle immagini anche dalle proiezioni, no, dei capolavori degli artisti, in questo anche gioco di luci, quindi insomma nell'insieme un impatto veramente forte. Sì, qui ringrazio la Fondazione Friuli che ci ha messo a disposizione queste bellissime immagini e quindi anche la loro collezione, e anche lì si è partiti con il Tiepolo per poi passare a Basaldella, Cragnolini e al contemporaneo Celiberti. Insomma, abbiamo avuto anche lì delle sorprese che sono state poi impreziosite anche dalla performance della ballerina Ceroni, insomma, che ha accompagnato quando ad esempio la Chiara Donada, che ha interpretato appunto i testi di Carlo Tolazzi magnificamente, cedeva il passo appunto alle musiche e anche appunto al ballo. Nel pieno spirito di Mittelfest, peraltro. Allora, torno dal Presidente Corciulo, diceva Cisilino, insomma, è stata importante per l'Arlef essere presente, insomma, una consacrazione per la lingua friulana presente al Mittelfest, presente in questa vetrina internazionale di Cividale. Ecco, allora, che significato ha anche per voi questa collaborazione con Arlef? Allora, premesso che ritengo di dover ringraziare il precedente Presidente Federico Rossi, che sicuramente è stato colui che ha spinto questa collaborazione, e Aris Pasovic, il direttore artistico. Noi come CDA, senza nessuna esitazione, abbiamo confermato da subito la volontà di proseguire in questo percorso, tant'è che anche quest'anno, appunto, come diceva Eros, abbiamo previsto la chiusura con questo lavoro Giorgio Mainerio, di cui credo poi ne parlerà Eros, e credo per noi sia doppiamente importante in questo momento questo passaggio, questa unione sulla lingua friulana, che diventi uno degli assi all'interno del Mittelfest, perché comunque la lingua friulana è una lingua che rappresenta il nostro territorio, rappresenta le specificità del nostro territorio e che dobbiamo mantenere viva proprio perché è qualcosa che ci rende differenti, e nella differenza vogliamo essere tutti, come dire, assieme. Questo credo sia il messaggio importante, per cui per me come nuovo Presidente un grandissimo onore, ma ripeto, do il merito a coloro che hanno voluto prima di me portare all'interno del Mittelfest questa collaborazione. Ecco, volendo riassumere questi concetti in una parola, useremo la parola identità, che credo, ecco, definisca alla perfezione lo spirito del Mittelfest, insomma il lavoro che viene fatto. E allora torno dal Presidente dell'Arlef per capire a questo punto che cosa ci riserverà l'edizione 2020, quindi questa collaborazione a che nuova produzione porterà, per quello che potete anticiparci ovviamente. Sì, appunto per quello che possiamo anticipare, perché prima appunto era stato detto che l'avvento del Covid insomma ci ha un po' messo in una sorta di riorganizzazione, per cui anche lo spettacolo che andremo ad approntare quest'anno insomma ha avuto un inizio che poi è stato modificato. Come dicevo, appunto, noi siamo partiti con Gon, che l'anno scorso insomma avevamo interpretato insomma
con un brano di Gon, Il Mainerio, e quest'anno ci siamo concentrati sulla figura del Mainerio, grazie sempre alla direzione artistica di Tosolini, e lì insomma l'esplorazione è vastissima, perché il Mainerio copre il 1500, per cui è un personaggio che ha una grande capacità espressiva ed empatica, appunto, perché era musicista, era anche sacerdote, ma era anche negromante, finì nell'Inquisizione, poi venne assolto, poi insomma personaggio poliedrico. Allora, c'è una domanda che vorrei porre ad entrambi. Moltissimi nel territorio conoscono il Mittelfest perché dal vivo hanno assistito e hanno potuto gustare, insomma, la proposta di questo festival. Ci piace l'idea però di arrivare anche a chi questo festival ancora non lo conosce, e allora vorrei chiedere a voi di raccontarci l'emozione di questo festival. Poi avremo modo di chiederlo anche agli artisti che sono protagonisti di Mittelfest, ma qual è l'emozione che si vive? Quali sono proprio le peculiarità del Mittelfest? Allora, Mittelfest è una cosa unica, credo, io l'ho vissuto da spettatore, adesso la vivo in prima persona, chiaramente in un momento non semplice che ci ha fatto ripensare a tante cose, ma sicuramente è un momento unico in un posto unico come è Cividale. Ed era anche il motivo della storia, da quando è stato scelto nel 91 come luogo, diciamo così, particolare, sacro se vogliamo, dove svolgere questa cerimonia di unificazione di più popoli. Ecco, vedo questo spirito oggi torna ad essere uno spirito attualissimo, dopo mesi in cui abbiamo avuto le frontiere chiuse, mesi in cui abbiamo interrotto dei dialoghi fra le persone, anche persone vicine che non hanno potuto incontrarsi, e quindi lo spirito del Mittelfest credo la radice sia questo, su cui dobbiamo lavorare, chiaramente guardando il futuro, guardando come sta cambiando il mondo, dobbiamo tutti riadeguarci, tutti riadattarci, ma la storia è un qualcosa che ci aiuta ad affrontare il futuro meglio, secondo me. Se noi la storia la sappiamo interpretare e la facciamo nostra, riusciamo ad essere anche capaci di interpretare meglio le traiettorie del futuro e farne un qualcosa di forte. Credo che gli artisti oggi che vengono al Mittelfest, io l'ho visto in questi pochi mesi di cui sono presidente, c'è un grandissimo desiderio di partecipare, è un festival conosciuto non solo sul territorio nazionale, anche a livello internazionale, abbiamo avuto diversi attestati di stima a vario livello, quindi credo che questo spirito debba essere rafforzato e mantenuto nel solco di una storia che chiaramente ha creato un piccolo mito. Il prossimo anno avremo i 30 anni del Mittelfest, quindi quest'anno è un momento particolare, abbiamo voluto in presenza ricreare questo momento. Il prossimo anno l'impegno è, sperando Covid permettendo, di ritornare a fare un qualcosa di normale e quindi di permetterci anche di riaccogliere persone, artisti che vengono dai paesi contermini, che quest'anno giocoforza avremo un po' limitato. Insomma, Cisilino, una gran bella responsabilità far parte della storia del Mittelfest. È una responsabilità, una sfida, ma direi che insomma, i presupposti per poterla vincere ci sono tutti. L'incontro delle identità della Mitteleuropa è qualcosa di fondamentale per la nostra crescita, ma anche per la nostra storia, di secolari rapporti che sono stati in qualche modo durante appunto la storia alle volte incrinati, come abbiamo visto con i confini che si sono richiusi qualche tempo fa, ma tutto sommato vediamo che la storia non si ferma, va avanti, gli incontri non si fermano, i confronti soprattutto e i modi per poter trovare quei momenti di condivisione che finora sono sempre stati trovati. Insomma, poi sappiamo come l'ambito culturale ed artistico sappiano reagire e soprattutto anche interpretare i momenti di difficoltà, quindi insomma siamo davvero molto curiosi di scoprire come sarà questa edizione 2020. Ringrazio moltissimo il Presidente Corciulo, il Presidente Cisilino per averci raccontato del Mittelfest e per averci dato anche importanti anticipazioni sulla prossima edizione.